Pensiero del giorno, sabato 19 luglio. Porsi al servizio di ogni persona. Amare significa servire. Gesù ce ne ha dato l'esempio. Innanzitutto, con la sua morte in croce, ha servito l'intera umanità che esiste o è esistita. Ma lo ha fatto anche quando ci ha lavato i piedi. Era Dio e ha lavato i nostri piedi, i piedi degli uomini. Quindi anche noi possiamo lavare i piedi dei nostri fratelli e sorelle. Non possiamo, dobbiamo. Questo è il cristianesimo. Servire, servire tutti. Servire, servire. Cercare di raggiungere il primato evangelico, senza dubbio, ma mettendosi al servizio di tutti. Al servizio, questa è un'idea che può rivoluzionare il mondo. Il cristianesimo non è uno scherzo. Il cristianesimo è una cosa seria. Non è un po' di vernice, un po' di compassione, un po' di amore, un po' di elemosina. Il cristianesimo è esigente, è pienezza di vita. Chiara Lubick, L'arte di amare, Cittanuova editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.